Grazie. Dopo gli interventi di Cecconi all'inizio e del Onorevole Sdordato, credo ci siano poche cose ancora da dire, e quindi dire quali sono gli orientamenti operativi, quali sono le azioni che faremo. Devo dire innanzitutto una prima grande difficoltà, che poi sta diventando un'azione che facciamo nel tempo della Regione del Veneto in questo caso, l'aveva accennato, l'ha ricordato all'inizio l'Onorevole Zorzato, il creare una specie di cuscinetto di relazioni tra i diversi soggetti della candidatura. In effetti il far dialogare la provincia autonoma di Bolzano, la provincia autonoma di Trento, il comune di Venezia, la provincia di Venezia e la regione Friuli Venezia Giulia sono realtà che da un punto di vista finanziario, da un punto di vista procedurale, da un punto di vista anche delle relazioni con il territorio sono talmente diverse che se ogni tanto la Regione Veneto non si pone come elemento di cuscinetto con iniziative proprie, con iniziative cioè in cui cerca di ottenere quello che è l'elemento fondamentale della candidatura, che è il coinvolgimento del territorio, cioè l'elemento strategico che forse credo si poteva cogliere sia nell'intervento di Zorzato che nell'intervento di Cecconi di questa candidatura, è la volontà non di farne un grande progetto che cala dall'alto e che poi nel 2019 con i fuochi d'artificio è eccezionale e poi si rivede, ma di cominciare a costruire un metodo di lavoro in cui soggetti diversi, proprio troppo diversi tra loro, cominciano a trovare il minimo comune denominatore del dialogo. E questo è l'elemento strategico. Da una parte il creare quindi il coinvolgimento di tutto il territorio, non solo regionale, perché devo dire che a livello regionale abbiamo avuto delle ottime risposte. Sia da parte dell'autorità direi dei soggetti economicamente rilevanti, tutte le fondazioni bancarie che normalmente sono piuttosto restie a partecipare a progetti d'altri hanno aderito diciamo unanimemente al progetto proposto dalla Regione, con qualche difficoltà invece da parte di quelle triestine, cioè di quelle friulane e di quelle di Trento Bolzano, che sono un po' più abituate a fare il proprio, perché il concetto è che sono abituati a fare il proprio e quindi l'idea di lavorare assieme ad altri diventa più difficile. E quindi il primo grosso obiettivo è quello di continuare in questa strada di proprio creare condizioni e occasioni per far dialogare assieme questi soggetti diversi. E questa è la prima considerazione. Il secondo elemento è proprio perché la candidatura non è un fuoco d'artificio, ma è un metodo, è un nuovo modello di sviluppo. Qui gli interventi di Cecconi li chiarisco, il rapporto cultura-economia, non vale la pena ripeterli, ecco, ma identificare quindi nella candidatura una specie di momento, diciamo, di start del nuovo modello di sviluppo di un'area ampia in cui Venezia è il fulcro, Venezia è l'elemento di grande attrazione, ma Venezia con un territorio che non è il suo territorio, diciamo, politico o istituzionale, ma è il territorio storico che in qualche modo prende dalla storia per essere qualcosa di diverso, perché il progetto è un qualcosa di diverso, cioè lanciare, innovare e creare rapporti diversi tra soggetti per riuscire a presentarsi nel 2019 come momento di partenza per nuovi modi di creazione di progetti, ma soprattutto di relazione tra i progetti e la ricaduta dei progetti nel territorio. Non a caso l'assessore ha ricordato il fenomeno, cioè la battuta di Daverio sull'albergo da terzo mondo di Paolo. Ha usato non solo quell'albergo, però ha detto, allora il problema no, questo adesso al di là, no? Può essere fatto magari che può andare bene anche per Venezia, cioè il problema nostro qual è? È quello di non pretendere che attorno alla cosiddetta eccellenza del patrimonio culturale possa essere ammesso qualsiasi tipo di servizi. Cioè non è pensabile che uno debba venire nel Veneto perché c'è il Palladio e poi mettere la macchina sul fosso.
oppure non trovare da mangiare, non trovare da bere, o andare in un albergo dove a fatica trova la camera col bagno, cioè dove trova ancora la camera col bagno esterno. Cioè, è necessario che a quel livello di qualità di cui noi ci riempiamo la bocca giustamente, che è dato dalla ricchezza del patrimonio culturale, corrisponda parallelamente una capacità di creare una relazione di servizi e di offerta che non è soltanto un'offerta banale, è un'offerta che è pari al servizio, perché tanto più io valorizzo il patrimonio se lo faccio godere in maniera tranquilla. Cioè, se io quel patrimonio lo faccio vedere al buio di notte senza luce, non lo faccio vedere. Allora il concetto è quello di creare le condizioni a tutti assieme, utilizzando le eccellenze che ognuno ha, e quindi un po' l'idea delle mission dei capoluoghi serve per creare una specie di firmamento in cui ci sono delle stelle, delle eccellenze attorno alle quali si creano delle reti di relazione. Ecco, creare un parco progetti, creare un parco di idee, forse più che di progetti vale benissimo quel concetto di rete di idee, cioè creare un parco di idee che permetta di far sì che dal 2000, perché poi le date sono dal 2000, fine 2013 esce il bando per la presentazione della candidatura, entro il 10 mesi, quindi entro ottobre 2014 la presentazione del dossier. Il dossier è una cosa delicata, cioè perché il dossier è veramente la capacità, non è soltanto l'elencazione di quante cose eccezionali abbiamo, non è questo, assolutamente dobbiamo evitare questo. Lo sforzo è quello di non dire queste cose, ma di vedere come queste cose diventano un progetto completamente nuovo. Quindi creare, elaborare un dossier capace di dare alla Commissione, che è parte nazionale ma parte della Commissione europea, di riuscire a trasmettere un concetto, a trasmettere l'idea di un progetto innovativo, capace di coinvolgere tutto un territorio vasto, che non è un territorio banale scelto così soltanto per essere in tanti, ma è perché si trova la sua matrice in un riferimento storico eccezionale, in un'area che già ha anche un elemento che in anni vicini crea un'unità, che è il tema della Grande Guerra. Parallelamente a questo abbiamo nel 2015-2018 la Grande Guerra, e le aree più o meno sono le stesse, cioè la centralità di queste aree del nord-est, sia sul piano della storia nazionale, della creazione della nazione e del popolo italiano, perché è innegabile che il popolo italiano non è nato con la fine del Risorgimento né con la resistenza del 45, è nato tra il 15 e il 18 ad Asiago, sul Vesuvio, sul Carso, cioè quindi su queste aree. Quindi valorizzare questi elementi e farli diventare l'elemento che permette dopo, dal 2019 in poi, di dire il nord-est con il centro Venezia è capace di offrire, e qui non solo Europa, a livello internazionale, un progetto culturale che non è soltanto un'estemporaneità, non è soltanto un insieme di eccellenze, ma è una rete di eccellenze.